rivincita da parte di Carlos King, rivincita o riperdita, dipende dai punti di vista. Ci voleva tanto a vederla quella, non ci voleva tanto. Ok, non ci voleva tanto. Pedone F5 qualcuno chiedeva prima. Scusate ragazzi, ma come avete visto già ho pochissimo tempo se mi metto a leggere, oltre che a distrarmi. Oltre che a distrarmi. Dai, giochiamo tranquilli, va. Giochiamo tranquilli con questo attacco torre che è ancora in fase di studio, chissà che cosa tirerà fuori dal cilindro. Secondo me dovevo catturare, senza dubbio dovevo catturare Chipicio, vedi l'inesperienza. L'inesperienza dovevo catturare, dovevo approfittare di questa per catturare. Inesperienza, chiamasi inesperienza. E va bene, dai, ci rifaremo più avanti. È la terza partita che dico ci rifaremo più avanti. Dai, vediamo di giocare un po' sull'inchiodatura di sto cavallo, di sto Kaiser di cavallo. Tutto, adesso ti sparo tutto contro quel cavallo, sappilo. Madonna mia, quanto sei, oh. Su questa però ti devo catturare. Ti doppio i pedoni, però non so se sono tanto felice di darti questo alfiere. Non lo so se sono tanto felice. Non lo so. Non lo so, donna B3, torre B8. Non lo so se sono felice. Ciccio dice, ma sei il matto scacco che fai video su YouTube? Sono il matto scacco. Sono proprio io. Madonna che sonno mi sta avendo. Auguri. Sì, io penso che faccia a 6. Penso che faccia a 6. Niente a 6. Allora faccio così. Sono felice di questa mossa, sai? Sono felice dell'apertura della torre, perché non appena toglierà la donna c'è cavallo G5. Sono felice. Su questa purtroppo non posso fare questa perché la torre è in collegamento con la donna. Su questa però mi inviti a nozze. Per forza adesso seguirà a 6, alfiere per, cavallo per, oppure cavallo per subito, minacciando un tempo sulla donna, donna di 7 e donna 4, a 6, cavallo, donna di 7, donna 4, bella, cavallo, infamone, c'era questa, c'era semplicemente questa, c'è proprio un infamone. Ok, allora niente, io mi accontento di questo pedone e buonanotte. Questo pedone è sempre buono da pappare. Sì, penso che mi accontenterò di quello. Ho un po' di problemi di spazio col cavallo a seguito di questa scacco. Un po' di problemi di spazio col cavallo, raga, non vorrei pentirmi questa mossa, ma penso che sia la migliore in questa situazione. Dopo glielo chiediamo anche al nostro amico Stockfish. Non vorrei arroccare corto per non perdere la torre su quella bellissima colonna. Potrei dare uno scacco per fargli perdere a lui l'arrocco, cosa che farò. Come dicevo prima, quel cavallo non sta tanto bene lì. E dopo questa catturiamoci questo pedone, va bene. Scacco.
e vorrei fare questa. Se faccio questa sono più felice forse. Con questa sono più felice. Lui gioca questa, non sono più felice. Allora andiamo di questa, va. Sai che ti dico? Ho paura. Questa, alfiere qui. Vabbè dai, al massimo c'è sempre anche G4. Non dovrei temere robe di questo tipo. Ok, mossa così. Mossa così, niente, non te lo do l'alfiere, anzi gioco alfiere 2, guarda, a proposito di super proteggere quel cavallo, perché sennò poi ti apro la colonna B. Va bene, dai, super proteggiamo il cavallo. Niente, allora Rocco Lungo probabilmente, no? Donna 4, ma Rocco Lungo, non lo so. Ok, lui si sta per sviluppare con tutti i pezzi. G4 seguirà il donna qui. F4 mi piace come struttura. Vediamo un po' se ce la caviamo. Su F4 ci sono i sacrifici, Ci sono sacrifici dopo cambio. Marco e Giudo, ci sono i sacrifici su F4. Calcolato male. Semplicemente se ce ne torniamo qui col cavalluccio. F4 cattura, cattura, cavallo in F3, non lo so quanto, secondo me il sacrificio qui è forte, anche perché è l'unica cosa che ha, non dovrei dargli questo controgioco, probabilmente non dovrei dargli quel controgioco. Sposto semplicemente il cavallo e buonanotte. Spingi questo. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Cattura. Dopo F4. Scacco. Devi muoverti, Cristian, devi muoverti. Attento che su questo ci sono sempre quelle robe lì. No, il cavallo, vabbè, sta bene lì. Cavallo a bordo scacchiera sta benissimo. Fammi pensare se forse è il caso di fare un G3 F4. O se è troppo lenta. Cavallo F3. No, non mi piace. F4 subito. Cattura. No, cattura di pedone. Sacrificio, donna qui, cavallo qui. Boh, dai, facciamolo, chi se ne frega. Vaffanbagno. Su questa, non lo so, ho il presentimento ok, la situazione è sempre più grigia. Ora posso consolidare con G3 sulla cattura, G3 mi piace parecchio. Ok, Re F2 la prossima. Ovviamente adesso se cattura sono costretto ad andare di torre. Va bene, non c'ho paura. Mettiamo proprio il nostro re in faccia alla sua torre e adesso è il momento di mobilitare però tutti i pezzi. Tutti all'attacco. Lui tra l'altro sta perdendo tempo e vuole vincere per il tempo perché sa che sono lento come, come Gesù Cristo. Sono lento, lo sa. Non è che non lo sa molto bene.
Ok, raddoppio le torri. Ok. Sono lentissimo. Bene, facciamo un po' di pulizie di primavera. Che dici? Che dici? Prendiamo un po' di tempo, va? Ho bisogno di tempo. Perdere questo alfiere. Sai che non so se è una buona idea. Non lo so, onestamente, se è una buona idea. Honestly, non lo so. Che pira, c'era questa da 10.000 anni e mezzo. Da 10.000 anni, Christian, c'era questa, minimo. Cambiamo tutto. Tutto. Questa com'è? Non lo so, non voglio rischiare. Ok, adesso arriva il fiere di 3. Lui deve portare la donna di qua, assolutamente. Due minuti e 40 contro 28 secondi. Tipica posizione matto-scacchiana. Tipica. Ok, vuole attaccare RGX qui sopra. Non è un problema, glielo lasciamo fare. Quando attacca qui vado di re qua. Di re di regina lì. Non so manco più parlare, dislessia in stadio avanzato. Qui perde un pezzo, se gli arriva questa perde un pezzo. Ma lui non abbandona perché gioca sul tempo. Questo indianino gioca sul tempo, hai capito? Questo cavallo è fuori uso, col Kaiser che te lo cambio col mio. Proprio col Kaiser. Questo cavallo andrà qui, farà pressione su questo punto. Ora tu devi fare robe di questo tipo, sappilo. E su questa andrei col re qua. Sì. Ok, non so cosa tu abbia in mente, ma te la faccio. Mistica, abbandona. Ragazzi, fatelo abbandonare. Fate qualcosa. Se un trecentista inizia a giocare a 15 secondi dalla fine. Oh no, abbandona, raga. Io sono capace di perdere per il tempo, ve lo dico. Mi conosco. Carlson King. Carlson King. Ci spera ancora in qualche modo, non si sa come, ma ci spera ancora nella vittoria. Per carità, tutti devono avere un'opportunità nella vita, no? Però diciamo che poi a un certo punto le opportunità finiscono, no? I sogni si spezzano
e basta. Ovunque tu vada col cavallo te lo cambio, sappi solo questo. Questa è la mia avvertenza e adesso andiamo a promozione. Senza fretta però, perché prima facciamo questa, senza fretta. Ma proprio senza fretta. Facciamo così. Facciamo anche così, mi piace anche questa. Anche questa struttura mi piace. Ora, sì, cavallo qui ci piace. Ok, cavallo qui, adesso tramite questo pedone si creerà questa barriera, si chiama, cioè che lui non può avvicinarsi grazie al cavallo e al pedone. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che potenza, che potenza, che potenza. Avvicinati, avvicinati se ci riesci. Non puoi avvicinarti quando c'è la barriera, non puoi. Niente, sei costretto a fare il bicio avanti e indietro. Tra l'altro potevo andare forse subito, no, non potevo andare subito. Niente, non abbandona, è immortale, l'Highlander lo chiamavano. Lo chiamavano l'Highlander e a questo punto però si va subito a promozione. I tuoi pedoncini non mi interessano. Ciao Khaled 9701. I suoi stupidi pedoni non mi interessano. Ok, cavallo qui. Cavallo lì, non lo so se sia la mossa migliore. Penso proprio onestamente. Questa forse è la migliore. Ma se io vado... Sì, dai, facciamo questa cosa. C'ho voglia di pensare col cavallo e la donna come dare matto, quindi faremo una cosa molto brutta. Molto brutta. E a rischio molto stallo. Però tanto lui può andare qua. Quindi è importante che ci sia almeno una casa dove lui possa andare. Importante quello. Bene. Grazie. Grazie che hai abbandonato, E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!